Anche il sindaco di Porto Empedocle minaccia di mettere i sigilli al dissalatore, questo quanto emerso ieri nel corso della seduta del Consiglio Comunale aperto presso l'Aula Consiliare del Comune. Gli autobottisti di Canicattì sciopero per le recenti disposizioni di AICA sui rifornimenti di acqua, un solo bocchettone limita gli approvvigionamenti. Si allarga la zona rossa a Niscemi, quasi 4 i chilometri quadrati interessati. La strada degli scrittori lancia 2 nuove iniziative per salvare la biblioteca, l'ufficio postale evacuato perché in zona rossa, ricollocato il personale nel secondo ufficio. La fermata della stazione bassa della ferrovia priva di alcun controllo, al buio, preoccupazione per la sicurezza dei cittadini. Anche il palazzo comunale di Piazza Gallo ad Agrigento da oggi diventa green per via del nuovo impianto fotovoltaico. Imponente operazione dei carabinieri di Agrigento contro lo spaccio della droga nelle zone di Piazza Ravanusella, via Gioieni, via Plebis Rea, oltre 200 le persone controllate e 40 i veicoli. L'Agragas passa il turno di Coppa Italia con la partita contro il Gemini, terminata con un pareggio. L'Empedoclina recupera la partita con il Castellana. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi giovedì 5 febbraio. Il Comitato Empedoclino Cittadino Mare Nostrum, a consuntivo del Consiglio Comunale Straordinario aperto che si è tenuto ieri presso l'Aula Consiliare del Comune di Porto Empedocle, dichiara in una sua nota come il sindaco di Porto Empedocle ha dato ragione alle istanze mosse dal Comitato Mare Nostrum e ha minacciato l'ingegnere Sansone, delegato dal commissario per l'emergenza idrica Nicola Dell'Acqua, di porre i sigilli al dissalatore di Porto Empedocle in nostro servizio. Il Comitato Empedoclino Cittadino Mare Nostrum, a consuntivo del Consiglio Comunale Straordinario aperto che si è tenuto ieri presso l'Aula Consiliare del Comune di Porto Empedocle, dichiara in una sua nota come anche il sindaco di Porto Empedocle ha dato ragione alle istanze mosse dal Comitato Mare Nostrum e ha minacciato l'ingegnere Sansone, delegato dal commissario per l'emergenza idrica Nicola Dell'Acqua, di porre i sigilli al dissalatore. Ricordiamo, afferma il Comitato Cittadino Mare Nostrum, che il dissalatore di Porto Empedocle non ancora in esercizio, così recita il comunicato di Sicile Acque del 21 gennaio 26, insiste nella spiaggia di Marinella ed è stato realizzato sulla base di provvedimenti emergenziali a causa della crisi idrica del 2024 e per questa ragione è sempre stato dichiarato mobile e provvisorio, come sottolineato proprio dall'ingegnere Sansone durante il Consiglio Comunale aperto dello scorso 10 luglio 2025. Il decreto commissariale del 17 dicembre 25 smentisce quanto dichiarato in quell'occasione e dichiara che il dissalatore è una struttura fissa, un atto che pone una demarcazione importantissima tra prima e dopo il decreto. Il dissalatore si trova in un'area destinata a parcheggio ed attrezzature turistiche di servizio alla balneazione della spiaggetta, quindi giustificabile soltanto se ci si trova in condizioni di temporaneità. Con il decreto 42 il dissalatore invece diventa fisso e quindi abusivo fino a quando non verrà effettuata una variante al piano regolatore generale del Comune di Porto Empedocle. Questo ha spinto il sindaco di Porto Empedocle Martello a modificare la sua posizione, che incalzato afferma di fare tutto quanto è possibile affinché si rispettino gli accordi, così come previsto nella fase di installazione del dissalatore in zona ex ASI. Precisa il presidente del comitato Saia, il comitato non può che accogliere con soddisfazione le parole del sindaco, ma è bene sottolineare che deve essere conseguenziale, impugnando amministrativamente il decreto commissariale 42 entro il prossimo 17 febbraio, quindi allo scadere dei 60 giorni dalla sua pubblicazione, altrimenti, afferma il comitato, è aria fritta. E sul dissalatore di Porto Empedocle interviene oggi l'onorevole Ida Carmina, già sindaco del comune, affermando quanto emerso oggi
nel Consiglio Comunale di Porto Empedocle rappresenta una verità politica gravissima e certifica un disastro istituzionale che chiama in causa per responsabilità politiche e amministrative sia il governo nazionale guidato da Giorgia Meloni sia il governo regionale presieduto da Renato Schifani. Il dissalatore di Porto Empedocle, afferma Ida Carmina, non è soltanto un'opera contestata, è un impianto realizzato senza il necessario rispetto delle istituzioni locali, in assenza di trasparenza e, come dichiarato dallo stesso sindaco, con possibili profili di abusivismo che impongono accertamenti immediati. Per mesi, continua Carmina, è stato sostenuto che l'intervento fosse pienamente regolare. Per mesi è stato chiesto al territorio di tacere in nome dell'emergenza idrica. Per mesi ogni critica è stata liquidata come strumentale. Oggi emerge invece un quadro estremamente preoccupante quando un sindaco arriva a ipotizzare il possibile sequestro di un'opera pubblica. Non siamo davanti a un semplice errore amministrativo, ma a un fallimento istituzionale clamoroso. Parliamo di un impianto collocato su una spiaggia di rilevante pregio ambientale, storico e paesaggistico, in pieno centro urbano e non nell'area industriale dove già insistono 2 dissalatori. Nelle scorse ore, come se non bastassero i danni fatti dal ciclone Elli, qualcuno a San Leone ha sbancato una duna alle spalle del chiosco Santulì. A comunicarlo è il responsabile di Mare Amico di Agrigento, Claudio Lombardo. State vedendo appunto il video fornito dall'associazione ambientalista. Lombardo afferma: e non è la prima volta che succede. Solitamente si fanno queste operazioni per creare le condizioni per l'apertura di un nuovo chiosco o l'arretramento di una vecchia concessione. Ovviamente, continua Mare Amico, abbiamo chiesto notizie al demanio che ci ha confermato che nessuna richiesta di lavori è stata fatta per quei luoghi, pertanto siamo in presenza di lavori abusivi che hanno provocato un vero e proprio disastro ambientale. Passiamo ora a Canicattì, dove c'è stato in atto uno sciopero degli autobottisti che non possono riempire l'acqua. Solo nel serbatoio dell'AICA c'è un solo bocchettone, difficoltà quindi per l'approvvigionamento. Sentiamo le interviste realizzate dal collega di Canicattì, Pino Barbara. Era da tempo che gli autobottisti di Canicattì non inscenavano una manifestazione di protesta. Questa volta invece sembra che questa forma di protesta debba continuare ancora. Spiegami i motivi per il quale di questa serrata. Allora, buongiorno intanto. Sì, come dice lei, da tanto che non succedeva, era dall'anno scorso che non succedeva una cosa del genere, però ora siamo arrivati all'esasperazione. Noi non possiamo lavorare più alle condizioni che ci dà AICA. In pratica AICA, prima di firmare il contratto con loro, ci aveva promesso che doveva fare tanti bocchettoni per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, invece non è stato così. Ci ha dato soltanto un punto di carico, come lei vede qua ci sono circa 30 camion e 30 camion devono caricare soltanto in un bocchettone e le attese sono troppo lunghe. Significa che, per fare un esempio, io posso fare un trasporto la mattina, se mi finisce bene poi riesco a fare un trasporto il pomeriggio, e con tutti i costi che ci sono, i costi che abbiamo, il gasolio che aumenta e tutto quello che c'è da pagare, noi non rientriamo più a coprire nemmeno le spese. Quindi è una cosa insostenibile e non abbiamo intenzione di tornare a lavorare fin quando non mantengono le promesse e facciano i vari punti di carico come ci avevano promesso. Un solo serbatoio, quello della Madonna Rocca, che peraltro manifesta dei problemi, come per esempio il bocchettone che non consente alle autobotti di grossa capienza di potersi approvvigionare in tempi molto brevi. Sì, questo è un altro problema, perché i camion, quelli più grandi, non riescono ad entrare all'interno dell'acquedotto. Hanno fatto un tubo provvisorio e per riempire da questo bocchettone che hanno fatto loro ci vuole circa un'ora per riempire un camion. Come le dicevo, è una cosa che non può funzionare così. Quindi noi chiediamo che loro mantengano le promesse che ci avevano fatto. È un'altra cosa fondamentale che dobbiamo segnalare.
segnalare alla popolazione il fatto per quanto riguarda il costo di approvvigionamento. Significa che noi ci fanno pagare 4 euro, circa 4 euro a metro cubo l'acqua, e quindi anche i costi ora si sono elevati. Significa per un trasporto da circa 7.000-8.000 litri ci vogliono all'incirca 70 euro, 80 euro, dipende dove si trova il cliente. Le persone non hanno la forza di poter sostenere un costo del genere. Un'altra cosa che abbiamo scoperto ora in questi giorni è che se noi portiamo, perché loro ci dicevano che quando una persona ha il contratto con AICA, l'approvvigionamento idrico lo pagava direttamente in bolletta, mentre noi pagava soltanto il trasporto, ma invece non è così, perché in pratica abbiamo scoperto che se una persona che ha il contratto con AICA ogni 2 mesi che arriva la bolletta non paga il trasporto che noi abbiamo fatto, AICA lo debita a noi trasportatori, ma noi non possiamo sostenere i costi delle persone o prenderci l'impegno di andare dalle persone a chiedere se hanno pagato o meno la bolletta. Questa è una cosa che devono vedersi loro, che devono gestire loro. A noi devono pagare soltanto il trasporto, noi siamo dei trasportatori, noi non vendiamo acqua. Ieri c'è stato un controllo serrato anche delle forze dell'ordine, pare che abbiano fermato diversi autobottisti ed elevato multe salate, tra cui una mi pare 10.000 euro. Sì, hanno fermato 2, tra l'altro uno era un mio collega, però essendo autorizzato AICA non è successo niente perché era autorizzato, l'altro invece non era autorizzato e gli hanno fatto questo verbale. Cosa intendete fare da ora in avanti? In questo momento siamo tutti fermi, non possiamo, così in queste condizioni non possiamo lavorare. Loro devono mantenere le promesse che ci hanno fatto, e un'altra cosa, quella che gli ho detto poco fa, devono prendersi loro le responsabilità, l'impegno di andare a vedere se le persone pagano o non pagano il trasporto che gli abbiamo fatto. A noi devono pagare soltanto il trasporto, a noi per quanto riguarda l'acqua non ci interessa niente, devono vedersela loro. O quantomeno quando vedono che c'è un'utenza ed è segnato in rosso, non ci fanno caricare. E noi chiamiamo poi l'utenza e dice: guarda che non mi fanno caricare perché tu non hai pagato la bolletta. Questo è il discorso. Noi siamo pronti ad andare a lavorare con le cose giuste, però. Noi facciamo un lavoro di protezione civile, non guardiamo orari, non guardiamo nulla, non andiamo neanche a mangiare per servire gli amici che piangono per telefono. Ora non possiamo aiutarli. Io un viaggio al giorno non lo posso fare perché non so dove andare prima. Perché a me un viaggio mi restano 10 euro puliti, cioè neanche posso mettere il moto per il gasolio. Allora devono cercare di aiutarci in modo che alleviamo le pene che ci sono nella città. Passiamo ora alle notizie su Niscemi. La frana di Niscemi continua a destare preoccupazione. Il comune ha disposto l'allargamento della zona rossa verso la valle. Il sindaco Massimiliano Conti ha vietato l'accesso alle campagne, ai poderi, alle case di campagna nell'area interessata, pari a circa 4 km quadrati. Il provvedimento è contenuto nell'ordinanza sindacale emessa lo scorso 1 febbraio e ribadito ieri sera nel corso di una riunione in prefettura. Secondo quanto comunicato in una nota, è stata prevista l'installazione delle transenne lungo il perimetro già individuato. Il sindaco ha inoltre riferito che al momento non sono arrivate richieste di recupero beni da parte delle aziende presenti nella zona interdetta. Il vice sindaco ha spiegato che si è resa necessaria un'ulteriore ordinanza di inibizione totale dell'area a valle dopo l'arrivo di nuovi dati tecnici. Intanto il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di immobili da destinare agli sfollati, sia per la locazione sia per eventuale vendita. Le unità abitative serviranno a rispondere alle esigenze temporanee o permanenti dei nuclei familiari costretti a lasciare le proprie case. I proprietari interessati dovranno indicare tipologia, dati catastali, dimensioni e condizioni dell'immobile. La manifestazione di disponibilità ha valore ricognitivo e non vincola l'amministrazione. E la strada degli scrittori di Agrigento lancia 2 iniziative su Niscemi per salvare i 4.000 libri della biblioteca Angelo Marsano, unendosi all'appello di Stefania Auci. La strada degli scrittori lancia 2 iniziative. La prima è una mobilitazione per incrementare la dotazione della biblioteca dell'unico istituto
di istruzione superiore della città, il liceo scientifico Da Vinci, con una prima donazione di 50 libri tra saggi, romanzi destinati ai giovani di Niscemi. La seconda consiste nel progetto già concordato con la preside dello stesso liceo di fare svolgere agli studenti delle ultime classi un tema dal titolo Niscemi, la città del futuro che immagino, un tema da sviluppare a scelta sotto forma di breve racconto in poesia o sotto qualsiasi forma espressiva anche audiovisiva. Se gli scrittori siciliani e non solo volessero contribuire, possono inviare i propri libri all'Associazione Strada degli Scrittori presso Paraíba, via Seneto, Agrigento. E l'ufficio postale di Niscemi è stato chiuso perché in zona rossa. A comunicarlo è proprio la direzione regionale dell'ente poste, che dichiara: abbiamo ricollocato il personale e i servizi sull'ufficio postale Niscemi 2. Sentiamo le dichiarazioni dei due direttori, uno dei quali sfollato dal precedente ufficio perché è in zona rossa. Direttore, com'è la situazione a Niscemi in questo momento? Quali sono le sensazioni dei cittadini e anche le sue che vive proprio lì? Allora, guardi, io in questo momento le posso raccontare un aneddoto che è successo a noi personalmente dipendenti di Poste Italiane. L'ultimo giorno che eravamo dentro l'ufficio è successo questo, che noi eravamo dentro l'ufficio con i colleghi e andiamo direttamente di rimpetto alla piazza. Quindi vediamo la piazza. Che succede? Vediamo correre vigili del fuoco, polizia, carabinieri, tutti verso il comune. La nostra preoccupazione giustamente è stata quella: che sta succedendo. Siamo scappati, perché siamo scappati, di fatto è successo questo. Siamo arrivati fuori abbiamo visto che la gente correva perché era arrivato il presidente della regione. Voglio dire che effettivamente è quello che vive la gente in questo momento, il terrore, il panico, non sa che cosa sta succedendo, perché noi in quel momento eravamo convinti che stesse succedendo qualche cosa. Questa è la situazione che oggi si vive a Niscemi. Io in questo momento sono in una zona verde perché siamo a circa 100 metri dalla zona rossa, quindi relativamente tranquillo, però non posso stare tranquillo perché le cose possono cambiare da un momento all'altro, perché la situazione è in via di sviluppo minuto per minuto. I servizi di Poste Italiane, lo sappiamo, sono garantiti, ma in che modo? Allora, sono garantiti perché dal momento in cui ci hanno spostato, hanno chiuso l'ufficio dentro la zona rossa, ci hanno accorpato con un altro ufficio dentro il paese, perché siamo in due uffici. In più, accorpato con il servizio di recapito, con i quali devo dire che c'è il massimo della collaborazione in questo momento, perché si collabora a 360 gradi senza nessun problema. Hanno istituito un ufficio dedicato alla popolazione sfrattata dalla zona rossa, servendo posta e recapito presso l'ufficio stesso. La ringrazio, direttore, per questa sua testimonianza e ci risentiremo naturalmente per i prossimi aggiornamenti. Grazie mille. Grazie. Ad Agrigento la stazione è bassa, nel buio e senza presidi, crescono le preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini. Il servizio di Margherita Trupiano. Ancora una volta Agrigento non smentisce le criticità legate ai servizi pubblici essenziali. Questa volta vi riferiamo il racconto documentato dalle immagini di alcuni malcapitati passeggeri che ieri si trovavano alla stazione ferroviaria di Agrigento Bassa. In una fascia oraria di regolare circolazione dei treni si sono trovati ad attendere il convoglio in una struttura completamente deserta. Dopo il segnale acustico che annunciava l'arrivo del treno, non era presente alcun custode o personale ferroviario, nessun servizio d'ordine, nessuna presenza visibile a garantire assistenza o sicurezza. Anche il sistema di videosorveglianza non risultava immediatamente individuabile, non si notavano le telecamere a meno che non siano state installate in modo non visibile agli utenti. A destare ulteriore preoccupazione lo stato dei servizi igienici indicati in modo sommario, poco decorosi e soprattutto la scarsa illuminazione dell'area esterna e dei dintorni della stazione. L'intera zona è apparsa, quanti si sono rivolti a noi per sollecitare maggiore attenzione, quasi completamente al buio, una condizione che soprattutto nelle ore serali solleva interrogativi seri sulla sicurezza dei viaggiatori.
in una stazione priva di personale, con un flusso seppur ridotto di passeggeri in attesa, l'assenza di una adeguata illuminazione rappresenta un rischio evidente e in un contesto simile sarebbe quantomeno necessario garantire un sistema di luci efficiente ed una presenza minima di controllo. La situazione della stazione di Agrigento Bassa riaccende dunque il dibattito sulla gestione delle infrastrutture ferroviarie locali e sulla tutela dei cittadini che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico. Una realtà che ancora una volta lascia spazio a interrogativi e richieste di intervento da parte delle istituzioni competenti. Vieppiù ci hanno raccontato, dopo aver atteso il treno, non si è neanche fermato. Giriamo la segnalazione dunque ai responsabili affinché possano dare soluzione alle molteplici criticità sollevate dai cittadini. Al comune di Agrigento, il comitato di Agrigento della società Dante Alighieri, presieduta da Enza Ierni e dal sindaco Miccichè, hanno presentato il programma di iniziative 2026 intitolato Natura, Arte e Comunicazione, redatto dallo stesso comitato, il nostro servizio. Al comune di Agrigento, il comitato di Agrigento della società Dante Alighieri, presieduta da Enza Ierna e il sindaco Francesco Miccichè, hanno presentato il programma di iniziative 2026 intitolato Natura, Arte e Comunicazione, redatto dallo stesso comitato. La rassegna, con il patrocinio non oneroso del Comune di Agrigento, intende promuovere e valorizzare le potenzialità umane, culturali e artistiche che sono parte del territorio e della sua memoria storica, favorendone così lo sviluppo in termini di iniziative artistiche e culturali di vario genere, sostenute soprattutto dalle nuove generazioni al fine di contribuire in modo significativo alla crescita del settore turistico e culturale. Soddisfazione ha espresso il sindaco Miccichè, dichiarando: rinnoviamo con piacere la collaborazione con la società Dante Alighieri, che ogni anno attraverso un programma ricco e articolato valorizza ed esalta il patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Questo risultato è anche frutto di un impegno culturale di chi ama profondamente la cultura e il proprio territorio, come la dottoressa Enza Ierna, alla quale va il mio sentito ringraziamento. Altro ringraziamento va inoltre alle associazioni, alle scuole e a tutti gli enti che hanno aderito all'iniziativa. Si tratta di un percorso culturale ampio e significativo, un tassello fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio che coinvolge attivamente i giovani, rendendoli protagonisti e rafforzando il loro senso di appartenenza, la partecipazione e la consapevolezza del valore della cultura come strumento di crescita personale e collettiva. Il Palazzo Comunale di Piazza Gallo sarà dotato di un nuovo impianto fotovoltaico, a comunicarlo oggi è l'assessore ai lavori pubblici Principato. Dopo il lavoro di programmazione e pianificazione avviato nel 2024, gli interventi di efficientamento energetico portati avanti nel corso del 2025 dall'amministrazione comunale compie oggi un ulteriore e decisivo passo verso la sua sostenibilità. Se nel 2024 è stato l'anno dell'impostazione strategica, il 2025 quello dei cantieri e delle riqualificazioni, il 2026 per l'assessore Principato sarà l'anno in cui questa visione diventa una realtà concreta. Il Palazzo Comunale di Piazza Gallo sarà dotato di un impianto fotovoltaico a servizio degli uffici, segnando l'ingresso definitivo del Comune di Agrigento nell'area verde. L'intervento rientra nel più piano ampio di riqualificazione energetica degli immobili comunali già avviato, che ha interessato diverse scuole, uffici e strutture pubbliche, con i LED, adeguamenti impiantistici e prime installazioni di fonte rinnovabile. Il progetto esecutivo prevede la realizzazione sulla copertura dell'edificio di un impianto fotovoltaico di 15 kW, composto da 27 moduli con una produzione annua stimata di oltre 18.466 kWh, destinata prevalentemente al consumo degli uffici comunali. Abbiamo già ottenuto le autorizzazioni necessarie, afferma l'assessore ai lavori pubblici di Agrigento Principato, all'installazione, consentendo così di avviare l'opera nei tempi programmati, consegnare alla città un edificio pubblico moderno, efficiente e sostenibile.
I benefici saranno concreti e immediati, tra questi la riduzione dei costi energetici, maggiore comfort per i dipendenti e per i cittadini, minori emissioni di CO2 con un contributo reale alla tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio pubblico. Si tratta di un investimento, afferma Principato, che produce risparmio strutturale nel tempo, meno bollette, meno sprechi, più risorse da reinvestire in servizi per la comunità. Questo intervento, continua Principato, rappresenta la naturale prosecuzione del percorso intrapreso anche in altri plessi comunali e scolastici, dove la programmazione e la manutenzione hanno dimostrato che una gestione attenta e tempestiva migliora qualità, funzionalità degli immobili pubblici. Entriamo così, conclude Principato, in una nuova fase, non solo più manutenzione, ma transizione energetica. Un comune che produce energia pulita, riduce i consumi e guarda al futuro con responsabilità. Il Palazzo Comunale di Piazza Gallo sarà il simbolo di questo cambiamento. Passiamo alla cronaca. Ad Agrigento, controllo dei carabinieri nel centro cittadino. Tra le zone di Piazza Ravanusella, via Atenea, via Gioieni, Plebis Rea, grazie all'ausilio dei cani, Vero e Conan, che fiutano la droga e scattano le sanzioni. Circa 200 le persone controllate e 40 automezzi in nostro servizio. I carabinieri della compagnia di Agrigento, con il supporto delle unità cinofile specializzate del nucleo di Palermo, hanno svolto un articolato servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato a garantire una presenza attiva e visibile nei luoghi maggiormente frequentati del capoluogo. L'attività si è concentrata soprattutto nelle aree del centro cittadino, tra cui via Atenea, piazza Ravanusella, piazza Marconi, via Gioieni, via Plebis Rea e piazzale Aldo Moro. Nel corso del servizio i cani antidroga Vero e Conan hanno effettuato accurate bonifiche delle aree verdi e degli spazi comuni, portando al rinvenimento di diverse dosi di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e marijuana, e alla segnalazione di 3 consumatori alla prefettura. I consumatori sono stati sanzionati secondo quanto previsto dalla legge. L'attività ha visto l'impiego di oltre 20 militari, con controlli estesi a più di 100 persone e 40 veicoli, numerosi posti di blocco, le perquisizioni personali e veicolari e i controlli stradali mirati anche al rispetto delle norme del codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza. Il servizio rientra in un ampio piano di controlli straordinari predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, teso a contrastare fenomeni di microcriminalità, spaccio e consumo droga, oltre a garantire una presenza costante delle forze dell'ordine nei luoghi di maggiore aggregazione, un'azione che punta a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini, prevenendo comportamenti illeciti sul territorio. Esserci sempre è il motto della Polizia di Stato, che sintetizza la dedizione, l'impegno e la vicinanza degli agenti ai cittadini, come dimostra l'ultimo episodio avvenuto in pieno centro della città. Un ubriaco ha molestato una ragazza nei pressi del giardino di Porta di Ponte all'ingresso della via Atenea. Ad accorrere in maniera fulminea i poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento, l'individuo è stato subito bloccato. Si tratta di un 30enne di nazionalità romena che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento con l'accusa di molestia e falsa attestazione, dichiarazione a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato dopo che l'uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, si è avvicinato alla ragazza importunandola. La giovane però è riuscita ad allontanarsi. Notando poco distante una pattuglia della polizia, ha raggiunto gli agenti chiedendo aiuto. I poliziotti hanno immediatamente raccolto la segnalazione e avviato le ricerche, riuscendo a individuare l'uomo in breve tempo. Fermato e accompagnato in caserma, ha fornito false generalità, esibendo anche un documento ritenuto non valido. Nei suoi confronti è scattata quindi la denuncia. Inoltre a suo carico è stato emesso un provvedimento di allontanamento dalla via Atenea e delle aree limitrofe, insieme a una sanzione per ubriachezza molesta.
e i carabinieri della compagnia di Agrigento, insieme ai poliziotti della squadra mobile della questura, hanno avviato le indagini su un furto consumato e un altro tentato lo scorso fine settimana. Nel primo episodio un ignoto malvivente ha preso di mira la sede di un'associazione sportiva e in uno stabile della via Gioieni ignoti delinquenti hanno provato a penetrare un appartamento approfittando della momentanea assenza dei proprietari, ma per loro sfortuna, prima di intrufolarsi dentro, sono stati disturbati dall'arrivo di alcuni vicini e, vistosi scoperti, sono scappati a mani vuote. Da lì, in pochi attimi, è giunta la segnalazione al 112 e sul luogo indicato sono arrivate le forze dell'ordine. Dei ladri, però, nessuna traccia. Linea alla regia per la pubblicità. Sono aperte fino al prossimo 14 febbraio le iscrizioni al nuovo anno scolastico presso l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini. L'Istituto Comprensivo Montalcini è una vera e propria comunità educativa ed educante, attenta alla crescita culturale, umana e civile dei suoi studenti, che crede nei valori del rispetto, della legalità, dell'inclusione e della partecipazione attiva. Una scuola con tanti plessi. Il Margherita Hack per la secondaria di primo grado, ubicato al villaggio Peruzzo, che propone anche l'indirizzo musicale. E il plesso Federico II, sito al villaggio Mosè che accoglie la presidenza e gli uffici di segreteria. Poi una vasta offerta per la scuola primaria che viene proposta attraverso i plessi De Cosmi, Nuova Manhattan, Giovanni Paolo II e Montessori. E ancora quella dell'infanzia con il plesso Malaguzzi e quello Santa Chiara. Una grande scuola con oltre 1100 alunni. Molta attenzione è dedicata alle attività di prevenzione e contrasto al bullismo, alle giornate commemorative e tematiche come quella della memoria e contro la violenza sulle donne. Nella didattica un ruolo centrale è occupato dalla musica, dall'arte e dallo sport. La scuola ha partecipato a concorsi su varie tematiche, ottenendo sempre importanti riconoscimenti e classificandosi ai primi posti. Scegli l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, perché educare significa formare cittadini capaci di costruire il proprio futuro. Venerdì i funerali di Davis e Pino, i due cacciatori uccisi a Montagna Reale, i colleghi di Messina. San Pierniceto si prepara a fermarsi nel dolore. Venerdì 6 febbraio, alle ore 15, la comunità darà l'ultimo saluto a Davis Pino, 25 anni, e a Giuseppe Pino, 43 anni, tragicamente uccisi lo scorso 28 gennaio, durante una battuta di caccia nei boschi di Montagna Reale. Per il giorno delle esequie il sindaco e l'amministrazione comunale hanno proclamato il lutto cittadino, interpretando il sentimento di un intero paese sconvolto da una tragedia ancora senza risposte definitive. I funerali si svolgeranno in piazza Roma, dove sarà pronunciato un discorso biblico, secondo il rito dei testimoni di Geova. Una scelta resa necessaria anche dall'impossibilità di accogliere tutti nella sala del Regno di Monforte Marina, troppo piccola per contenere il dolore e la partecipazione attesa. Al termine della cerimonia, il corteo funebre accompagnerà i feretri al cimitero locale. Davis e Giuseppe erano conosciuti e stimati da tutti, lavoratori instancabili nel settore edilizio, amanti della natura e della montagna, legati da un rapporto fraterno profondo e inscindibile. Davis era sempre al fianco del fratello maggiore, Giuseppe. Una vita semplice, scandita dal lavoro, dalla famiglia, da valori autentici e dalla passione per la caccia. Mentre San Pierniceto si raccoglie nel silenzio del lutto, proseguono le indagini della Procura di Patti per far luce sull'uccisione dei due fratelli e di Antonio Gatani, 82 anni, pensionato di Patti, trovato senza vita insieme a loro. Secondo quanto emerso finora, Gatani non avrebbe avuto rapporti diretti con i fratelli Pino, un elemento che rende ancora più complessa la ricostruzione dei fatti. Gli inquirenti mantengono il massimo riservo e pochi sono i dettagli trapelati. La convinzione investigativa
è che quella mattina i fratelli Pino si siano trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma la dinamica resta ancora tutta da chiarire. Il dolore di San Pierniceto si intreccia con quello della città di Patti, dove sempre venerdì alle ore 15 la Basilica Concattedrale saranno celebrati i funerali di Antonio Gatani, 2 comunità unite da una tragedia che ha segnato profondamente il territorio. Palermo ha ospitato il convegno internazionale del programma interregionale Next Italia-Tunisia, un appuntamento dedicato alla cooperazione euromediterranea nei campi della ricerca agroalimentare, della biodiversità e dell'innovazione scientifica. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Un importante convegno internazionale che mira allo sviluppo sulla ricerca con nuove tecnologie innovative. Sì, come sapete, i rapporti tra la Tunisia e l'Italia, particolarmente con la Sicilia, sono eccellenti, sono diversi e storici. E il consolato oggi è presente qui per approfondire e consolidare la cooperazione in tutti i campi. Questo convegno è importante per la Tunisia. La Tunisia dà una grande importanza allo sviluppo, alla cooperazione, ai programmi Interreg Italia-Tunisia. La Tunisia gioca un ruolo importante per rafforzare questa cooperazione, questi programmi. Conta oggi tantissimi progetti e partner, ha anche tantissimi beneficiari di 2 parti, tunisini e italiani. Una giornata importante, un evento di lancio del progetto Reinvestir, finanziato nell'ambito dell'Interreg Italia-Tunisia, quindi un progetto di cooperazione transfrontaliera che vede coinvolti 3 partner italiani che sono l'Università di Palermo, il CREA e Prism, e 3 partner tunisini. Un progetto che per quanto riguarda il nostro dipartimento SAF vede coinvolto il gruppo di meccanica agraria e che prevede l'utilizzo di tecnologie innovative di agricoltura di precisione per il monitoraggio di specie quali la moringa oleifera e la salvia officinalis, quindi l'utilizzo di droni, sensori come camera multispettrale, camera termica, il LiDAR e tutta una serie di sensori prossimali che ci consentono di monitorare lo stato di vigore, quindi lo stato di salute di queste piante, per poi offrire e avere la possibilità di dare agli agricoltori, diciamo, degli strumenti quali mappe a supporto proprio delle decisioni degli agricoltori. Oggi racconteremo un po' quello che sarà l'attività di questo progetto nei prossimi anni. Sarà importante perché andremo a studiare, con il supporto ovviamente dell'Università di Palermo, del CREA e dei nostri partner tunisini, delle specie vegetali di interesse nutraceutico che avranno usi e utilizzi assolutamente importanti e potenzialmente utili sia per la salute delle popolazioni e soprattutto per una popolazione come quella europea che sta invecchiando inesorabilmente. L'utilizzo di questi prodotti innovativi può sicuramente migliorare la qualità della vita e dell'invecchiamento attivo, si spera. La ricerca sugli alimenti funzionali della dieta mediterranea, che coinvolge quindi anche la Tunisia, è la frontiera in termini di ricerca di risultati per quanto riguarda la prevenzione della salute e la longevità in funzionalità. Tumori al seno al Policlinico di Messina, la scherma diventa una terapia. I colleghi di Messina. La scherma come strumento di riabilitazione fisica e psicologica per le donne che hanno affrontato un tumore al seno. E questo è il cuore del progetto Nastro Rosa, promosso dalla Federazione Italiana Scherma, che a Messina coinvolge 12 pazienti oncologiche, seguite dall'unità operativa complessa di oncologia dell'azienda ospedaliera universitaria Martino. Le partecipanti stanno seguendo un corso di scherma pensato su misura per le loro esigenze,
con l'obiettivo di favorire il recupero funzionale dell'arto superiore e migliorare il benessere emotivo dopo le cure oncologiche. Il progetto, attivo da anni su scala nazionale, con il sostegno di Sport e Salute, ha recentemente rafforzato la collaborazione con l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Il coordinamento scientifico è affidato al professore Massimiliano Berretta, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia. Il 4 febbraio ricorre la giornata mondiale per la lotta contro il cancro. E quale migliore occasione di presentare un progetto Nastro Rosa fatto in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma e con Sport e Salute, dedicato alle donne operate di tumore al seno e che hanno deciso di riprendersi la loro vita partecipando a questo progetto di ricerca che prevede un'attività fisica riabilitativa adattata con l'obiettivo di ridurre quelli che sono gli effetti collaterali legati agli interventi terapeutici subiti, per esempio l'intervento chirurgico, e allo stesso tempo cominciare ad avvicinarsi ad un corretto stile di vita attivo e una sana alimentazione. Le donne che sono state inserite in questo progetto Nastro Rosa presso l'Università di Messina vengono valutate anche dal punto di vista nutrizionale, perché dal nostro punto di vista, e anche secondo i dati della letteratura, attività fisica, quindi uno stile di vita attivo e una sana alimentazione sono due alleati formidabili per prevenire, ma soprattutto nelle donne e nei pazienti che hanno già avuto una diagnosi oncologica, ridurre il rischio di avere recidive di malattia e soprattutto migliorare la loro qualità di vita. In occasione della giornata mondiale contro il cancro, un'equipe multidisciplinare ha incontrato le pazienti anche in palestra per illustrare i benefici della scherma sul corpo e sulla mente. È stato molto utile e veramente molto salutare, perché comunque la sera non solo ho riposato meglio grazie agli esercizi che ci ha fatto fare l'istruttore, sono stati esercizi che ci servono sì per quanto riguarda le parti dove siamo stati operati, linfonodi eccetera eccetera, ma esercizi anche di rilassamento che hanno permesso ai muscoli di rilassarsi, ai nervi e di ottenere così dei benefici veramente utili per quanto riguarda comunque il nostro fisico, il nostro corpo. A Messina le attività si svolgono presso il Club Scherma Messina, all'interno dell'Istituto Annibale Maria di Francia, Scuola Spirito Santo, in un contesto esterno all'ospedale che favorisce socializzazione e condivisione. Gli allenamenti si tengono 2 volte a settimana sotto la guida del maestro Letterio Cutugno, fondatore del Club Scherma Messina, fiorettista e spadista con una lunga carriera sportiva e una lunga consolidata esperienza anche nello studio degli aspetti psicologici legati alla pratica sportiva. Le pazienti sono seguite da un team composto da oncologi, fisiatri, fisioterapisti, psicologi e una biologa nutrizionista. Un approccio integrato che mira a prendersi cura della persona nella sua globalità, andando oltre la sola terapia farmacologica. Si tratta di una forma di terapia non convenzionale, sottolinea la direttrice dell'Università di Messina, professoressa Giovanna Spatari, capace di incidere positivamente sul piano emotivo e relazionale e di accompagnare le pazienti nel percorso di ritorno alla quotidianità. Soddisfazione anche da parte della direzione amministrativa dell'azienda ospedaliera universitaria. Iniziative come questa, evidenzia la dottoressa Elvira Amata, rafforzano un modello di cura attento anche alla dimensione umana della malattia. La scherma terapia post-mastectomia, nata in Francia, favorisce una mobilitazione graduale della spalla, migliora postura ed equilibrio e, secondo studi clinici, contribuisce alla riduzione di ansia e depressione, potenziando la capacità di affrontare lo stress e il percorso di guarigione. Passiamo allo sport con questo servizio curato da Carmelo Lentini che ci parla dell'Akragas che vola ai quarti di finale di Coppa Italia e dell'Empedoclina che recupera la gara con il Castellana. Termina reti bianche il match di ritorno di Coppa Italia regionale Memorial Orazio Sino, che è stato giocato allo stadio Nino Lo Bue tra Gemini ed Akragas. In virtù di questo risultato, la compagine dei Templi transita al turno successivo, in quanto nella gara di andata si era imposto con il risultato di 4-1. Una gara molto tattica, affrontata energicamente da entrambe le squadre e giocata su un campo pesante per le piogge cadute abbondantemente nei giorni scorsi.
Agregasse molto manovriero, che ha cercato sin dai primi minuti il vantaggio per chiudere il discorso. Infatti ci è andato molto vicino un paio di volte con King, seguita a ruota da Tripoli con un tiro velenoso fuori di poco. Anche il Gemini ha cercato di reagire con ordine, ma senza mai impensierire la porta agregantina. La volontà di congedarsi dalla Coppa era tanta, specialmente in virtù della pesante sconfitta e subita nella gara di andata, e poi dinanzi ai propri tifosi generosissimi a spingere i propri beniamini. Uscire dal Nino Lobue sarebbe stata un'impresa. La squadra tecnico Ancona ha cercato generosamente di manovrare, andando però a cozzare contro un Agregas ordinato e rendendosi pericoloso solamente sui calci da fermo e nei calci d'angolo. L'Agregas dunque accede ai quarti e domenica prossima, 8 febbraio, sarà impegnato a Gela contro il locale Virtus. Contro il Gemini Dino De Rosa ha voluto fare rifiatare qualche giocatore sempre presente in campionato. Scendendo di categoria si recupera domenica prossima 8 febbraio la gara di campionato di prima categoria Girone B, Città di Castellana e Empedoclina, rinviata per neve lo scorso 22 febbraio. La compagine di Mariano Cordaro, che occupa la seconda posizione a 3 punti dal Fada, in caso di vittoria ha la ghiotta opportunità di balzare in vetta, seppur a pari punti con quest'ultima. Fada ed Empedoclina, ricordiamolo, si confronteranno allo stadio Cincallegra di Palermo il prossimo 22 febbraio in una sorta di gara spareggio. Abbiamo aspettato questa partita sin da quella del girone di andata, più che altro perché ci volevamo confrontare. Là è stata una partita abbastanza maschia, insomma, si è potuto giocare pochissimo a calcio. Oggi invece sono felicissimo perché la prova che mi aspettavo dai ragazzi c'è stata tutta dall'inizio alla fine. Dico, il risultato che credo non lasci scampo a pensieri diversi da quello d'aver dato tutto ed aver avuto massima padronanza della partita dal primo minuto all'ultimo. Ripeto, l'abbiamo aspettata per mesi e oggi ci siamo presi quello che meritavamo, credo, anche all'andata, quindi oggi ci siamo riusciti e anche bene, siamo felicissimi. Ora pensiamo alla prossima partita che ci vede in trasferta contro la capolista Fada e sappiamo che sarà una partita di calcio perché conosciamo l'ambiente, conosciamo l'organico, quindi sarà una bellissima partita. Ora questa settimana ci concentreremo su quella e andremo a giocare come sempre con serenità e umiltà. Ecco. Ma siamo felicissimi di questa partita, un big match, l'abbiamo affrontata bene, concentrati, ottimo primo tempo, poi il secondo tempo abbiamo continuato quanto di buono fatto il primo, siamo felicissimi, veniamo un bel momento e speriamo di continuare, anche fuori casa. Sono veramente felice perché stanno andando bene queste vittorie consecutive, siamo un bel gruppo, una famiglia, si vede dal campo come giochiamo, il mister, tutto quello che facciamo la settimana lo portiamo poi la domenica, sono veramente contento. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.